Con Filippo Schiavo al termine della partita di Trissino si sapeva che sarebbe stata una partita ostica per il Montebello. In cronaca abbiamo detto però che non siete mai voluti uscire dalla partita e avete lottato fino alla fine. Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, la più difficile del campionato, però niente, in settimana l'avevamo preparata e non siamo riusciti a fare quello che per demeriti nostri e per meriti loro, quello che ci avevamo detto. E cosa voglio? Ormai è andata e bisogna imparare dai nostri errori e ripartire da domani, da lunedì con la prossima partita e pensare alla prossima partita. Montebello è cambiato molto rispetto all'anno scorso. A che punto siete nel percorso di ricerca del Montebello migliore? Sì, siamo una squadra praticamente tutta nuova, stiamo lavorando bene per imparare a conoscerci, per imparare le nostre qualità di tutti quanti, per capirci meglio in campo. E c'è ancora molto da lavorare, però penso che stiamo facendo bene e sono fiducioso perché credo che se andiamo avanti così possiamo far bene, dobbiamo lavorare. La bellezza di indossare la fascetta del Montebello è una soddisfazione doppia per te. E la soddisfazione di prenderti anche il coro della tua gente di Trissino, eccola là. Sì, tanto ringrazio l'Armata per questo coro e niente, sono orgoglioso di indossare la fascia di capitano e è una bella responsabilità, un bel onore per me e ringrazio la squadra e la società che mi ha dato la fiducia e mi auguro di ricambiarla al meglio, dando sempre il 100% e niente, sono contento. Grazie a Filippo Schiavo, in bocca al lupo al Montebello.